2 giorni intensi ma soprattutto proficui hanno caratterizzato l'11ª edizione di Atleticamente 2015, con l'Auditorio della FIDA di Abano Terme protagonista indiscusso del convegno di studi e di aggiornamento, ma anche di formazione continua sui temi legati alla tecnica e alla metodologia dello sport, con uno sguardo verso l'imminente appuntamento olimpico di Rio del prossimo anno. Quello di Abano Terme è diventato un tradizionale appuntamento del grande pianeta qual è l'atletica, nato e voluto per volontà del CONI Veneto, dalla FIDAL e dalla Scuola regionale dello sport, che sono gli animatori del comitato promotore dell'iniziativa padovana, che catalizza l'interesse degli allenatori italiani di atletica, ma non solo. 11ª edizione di Atleticamente, grande fatica, grande sforzo ideativo per far convergere ad Abano Terme in questo weekend i migliori relatori, direi, del mondo e tantissimi partecipanti. Grande soddisfazione nell'avere quindi oltre 250 partecipanti a questa 11ª edizione di Atleticamente, grande soddisfazione nell'avere la qualità dei relatori e questo ci fa sperare che anche il futuro dell'atletica vada verso orizzonti che portino a Rio de Janeiro con i prerequisiti per andare bene e sicuramente meglio dei mondiali di Pechino di quest'anno. Un convegno di studio e di approfondimento del grande pianeta dell'atletica che vede ogni anno la presenza dei migliori relatori del mondo per analizzare le prospettive future, ma è anche un momento di incontro con i tecnici italiani per consolidare il loro ruolo, soprattutto in questo momento in vista del grande appuntamento olimpico, come ha anche sottolineato il presidente nazionale della FIDAL, Alfio Giomi, presente ad Abano Terme. Questa 11ª edizione di Atleticamente è ancora un punto di arrivo e di partenza del settore tecnico italiano. È un momento in cui si incontrano, come tutti gli anni, tutti i tecnici italiani per discutere di quello che è stato fatto e di quello che andrà fatto. È un punto di riferimento unico che ha consolidato ormai negli anni il suo ruolo e che ogni volta riesce ad essere sempre innovativo sia per quanto riguarda il metodo che i contenuti. È chiaro che quest'anno ha poi una particolare importanza perché è l'anno che precede i Giochi Olimpici di Rio e quindi anche di questo si parlerà. Una 2 giorni di grande valenza che ha visto la presenza dei vertici del CONI regionale e dell'atletica a partire dal presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, della FIDA del Veneto Paolo Valente, che hanno messo in luce il lavoro di base per far crescere i tecnici e guardare il futuro dell'atletica, così come pure il ruolo della formazione, medicina indispensabile per la nascita di nuovi atleti. Credo che sia molto importante per lo sport italiano, che ha una potenzialità molto grande di continuare a far crescere i propri tecnici, e quindi sono incontri in cui si chiarirà anche il futuro non solo dell'atletica ma di tutti gli sport, e la notevole partecipazione, oltre 250 tecnici, vuol dire che c'è la massima attenzione, perché solo facendo una grande squadra si può far crescere lo sport italiano. Relatori di fama mondiale hanno caratterizzato questo nuovo appuntamento dell'atletica italiana ad Abano Terme, a partire da Marco Cardinale, leader del Dipartimento di Scienze dello Sport del Comitato Olimpico Inglese, Dario Della Vedova dell'Istituto di Scienze dello Sport del CONI, Vincenzo De Luca, allenatore specialista degli ostacoli e velocità, Antonio Latorre, professore associato all'Università degli Studi di Milano, Nicola Maffiuletti, professore associato all'Università di Borgogna in Francia, e Samuele Marcora, autore di numerose pubblicazioni e ricerche della prestigiosa Università Inglese di Kent. Abbiamo come sempre avuto un grande successo per quanto riguarda l'adesione dei partecipanti, ma anche per quanto riguarda la partecipazione di relatori. Vorrei dire che questo sicuramente è un convegno di livello anche internazionale, sono presenti anche tutti i relatori italiani ma che operano anche all'estero. Quindi è una grande soddisfazione per il comitato regionale che rappresento, ma per la FIDAL tutta, perché pensiamo che questo rappresenti ancora un momento che sicuramente porterà a vantaggio e consentirà di sviluppare ulteriormente la nostra atletica regionale, nazionale. Quanto mai proficui ed interessante la serie di incontri tematici su come integrare la scienza dello sport nel progetto allenamento, l'importanza del costo energetico nella corsa e nei gesti base dell'atletica, mentre il professor Samuele Marcora dell'Università Inglese del Kent ha invece approfondito il tema allenare il cervello dalle parole ai fatti.